job account è una figura professionale specializzata nei servizi alle imprese, che favorisce la costruzione di relazioni costanti e stabili tra i centri per l'impiego e il mondo delle imprese, con l'obiettivo ultimo di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. La figura del job account nasce grazie a un progetto comunitario realizzato dall'Agenzia Sarda per le politiche attive per il lavoro in collaborazione con un partenariato internazionale che aveva lo scopo di delinearne il profilo, le competenze e il ruolo. Ma che cosa fa esattamente il job account? Offre un servizio di consulenza e di informazione alle imprese sui programmi di politica attiva per il lavoro messi in campo dall'Agenzia e dalla Regione Sardegna. Allo stesso tempo, recandosi presso le imprese, raccoglie quelli che sono i fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese, sulla base dei propri programmi di breve, di medio e di lungo periodo. L'attività del job account è utile all'amministrazione regionale per comprendere e interpretare il mercato del lavoro, le sue tendenze attuali e gli scenari futuri, facilitando quindi l'incontro tra le imprese che cercano determinati profili professionali e spesso non li trovano per ricoprire le loro posizioni vacanti e i lavoratori che offrono la loro disponibilità. L'Agenzia Sarda per le politiche per il lavoro ha sperimentato l'utilizzo di queste figure professionali per la prima volta con un programma dedicato a una fascia molto debole dei lavoratori, il programma Flexicurity, dedicato a ex percettori di ammortizzatori sociali disoccupati per lo più in età adulta. I nostri consulenti aziendali si sono recati su appuntamento presso le imprese, fornendo tutte le informazioni utili per partecipare al programma e promuovendo l'inserimento lavorativo di una fascia molto debole del mercato del lavoro. La Regione ha scelto quindi di sperimentare l'utilizzo di queste figure professionali partendo da due considerazioni. La prima è che il principio di attivazione non può valere solo per i lavoratori ma anche per le pubbliche amministrazioni che quando è possibile dovrebbero uscire dai propri uffici e costruire relazioni stabili con il territorio e quindi con le imprese. La seconda considerazione è che le imprese sono un soggetto attivo per la realizzazione delle politiche del lavoro e indispensabile per la buona riuscita. Ciao, sono Marco, ho 27 anni, faccio l'imprenditore. Nello specifico ho aperto la prima escape room a Nuoro. Un escape room è una stanza adibita a tema, nel mio caso è un tema pirati, dove al suo interno sono presenti enigmi e indovinelli da poter svelare entro un tot di tempo, 60 minuti. Se dopo questi 60 minuti il gioco non viene risolto, tornate il giorno dopo a riprovarla. È un gioco di collaborazione, perché tramite la collaborazione, suddividendosi i compiti, è facile da superare. L'idea dell'escape room mi è venuta provandola. Sono andato alla laurea di mio cugino su a Milano, non avendola mai fatta prima e non sapendo neanche della sua esistenza. Mi è piaciuta così tanto che ho pensato, a Nuoro non è presente. E ho detto, visto che comunque il lavoro non viene da me, vado io direttamente dal lavoro e provo a fare l'imprenditore. Poi, vabbè, da lì sono trascorsi mesi e mesi. Ovviamente tengo a precisare una cosa, che non ci sarei riuscito senza aiuti esterni. Comunque molte persone mi hanno dato una mano, ringrazio l'ufficio di collocamento che comunque tramite Garanzia Giovani mi ha fatto fare un corso dove comunque mi hanno formato e tutto. Da lì ho ottenuto il finanziamento, ho proposto la mia idea al mio consulente e mi ha detto che c'era la possibilità tramite Garanzia Giovani di ottenere il microcredito della Sfirs. Una volta ottenuto il finanziamento, diciamo che è stato quasi tutto in discesa, a parte i problemi comunque credo burocratici. Non sapevo come muovermi, quindi Camera di Commercio chi ne aveva mai visto? Cioè, INPS, commercialisti, chi le aveva mai viste queste cose? Quindi ero abbastanza perplesso, cioè non sapevo come muovermi. Poi piano piano ho sempre imparato di più, quindi ora queste cose mi sembrano del tutto normali. Che ne so, ti insegnano a fare un business plan, ti spiegano magari il break-even point, ti spiegano domanda e offerta, ti danno indicazioni su come presentare comunque la domanda, perché comunque tu nella domanda devi presentare la tua idea imprenditoriale,
a che target ti rivolgi, quale sarà la tua fascia di prezzo e tutte le varie cose che comunque comprendono un'azienda. L'unico consiglio che posso dare semplicemente è quello che si ha un'idea e si trova, comunque ripeto, non per fare pubblicità, ma all'ufficio di collocamento trovi comunque delle persone che le tue idee le prendono in considerazione. La cosa importante è credere nella propria idea oppure qualcosa che tu hai a cuore, che magari dici io voglio fare questo, e comunque anche un crearsi un'occupazione. Di conseguenza mai abbandonare le proprie idee. Dalle nostre parti abbiamo un detto: cazzati su sonno, cazzatevi il sonno, cioè datevi una svegliata. Ciao e buon lavoro! In Italia la diffusione di PC, tablet, smartphone e altri dispositivi che permettono l'accesso alla rete internet è veramente altissima e probabilmente anche tu hai un dispositivo che ti permette di connetterti alla rete internet. Ma siamo consapevoli che questi strumenti potrebbero essere dei preziosi alleati per la nostra ricerca del lavoro? Hai mai pensato che i social network che di solito utilizzi per metterti in contatto con le persone che conosci potrebbero essere utili alla ricerca del tuo lavoro? Da molti anni si parla di Web 2.0, ma che cos'è veramente? Che cosa si intende? Si intende la parte dinamica della rete, ossia quella che ci permette di scambiare quotidianamente contenuti, informazioni e video. Il Web 2.0 permette e facilita quindi lo scambio di informazioni e la interazione con altre persone. Le informazioni e la rete dei contatti sono due elementi fondamentali per trovare lavoro. Eppure solitamente quando cerchiamo lavoro in rete utilizziamo sempre la vecchia solita modalità, che potrei definire una modalità 1.0, ossia gli annunci di lavoro. Attenzione, non sto dicendo che cercare lavoro attraverso gli annunci è sbagliato o non si dovrebbe fare, sto solo dicendo che il Web 2.0 ti permette di utilizzare degli strumenti molto più efficaci e personalizzati. Quello che ti propongo in questo capitolo è di utilizzare gli strumenti più social del web, quindi di sfruttare i sistemi che utilizzi quotidianamente di interazione e di partecipazione con le altre persone per chiarirti le idee su come funziona il mondo del lavoro, su quello che vuoi davvero fare e poi proporti attivamente. Bene, se vuoi capire che cosa è importante considerare per usare bene il Web 2.0 per la ricerca del tuo lavoro, segui il post-it dedicato ai social network.